Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. I numeri sono in miglioramento, ma gli ospedali ancora sotto pressione. In Friuli Venezia Giulia si vede un calo dell'indice RT che si attesta allo 0,88 e ci consente di non essere più classificati regione ad alto rischio. A dirlo il presidente della regione Massimiliano Fedriga analizzando i dati della settimana. La settimana in Friuli Venezia Giulia vede un calo dell'indice RT che si attesta allo 0,88 e ci consente, assieme al miglioramento di altri parametri, di essere più classificati regione ad alto rischio. Abbiamo però ancora una forte pressione sugli ospedali che mostra negli ultimi giorni segnali di un leggero allentamento, pur non ancora abbastanza marcato. E l'analisi fatta all'ANSA del governatore Massimiliano Fedriga sull'andamento della pandemia in Friuli Venezia Giulia nell'ultima settimana e in previsione dei prossimi 7 giorni. Per il Presidente della Regione dunque è necessario riprendere il controllo soprattutto nell'area medica, perché rispetto alla prima ondata abbiamo avuto in proporzione un aumento estremamente rilevante. Occorre continuare quindi a rispettare regole e esercitare la massima prudenza, perché i numeri della terapia intensiva e dei ricoveri non ci consentono ancora di allentare le misure messe in atto. Federica è intervenuto anche sulla somministrazione dei vaccini in regione. L'incertezza nella fornitura rischia di rallentare pericolosamente la campagna. Invece di 15.000 dosi ne sono state consegnate 7.000 questa settimana. Finora siamo riusciti ad ovviare, anche grazie alla prudenza e al buon senso che abbiamo avuto nel tenere da parte il 30% delle dosi precedenti, ma specifica Federica, la prossima settimana le forniture devono tornare a pieno regime per consentirci di ripartire. Finora tutte le regioni italiane hanno fatto uno sforzo eccezionale, mettendo a disposizione il proprio personale sanitario per cercare di essere più veloci possibile. Attendiamo ora un congruo aiuto in tal senso, come più volte ribaditoci dal governo. Noi siamo pronti e speriamo lo siano tutti. Intanto il vicegovernatore Riccardi ha annunciato che la prossima settimana Pfizer-BioNTech consegnerà altre 16.500 dosi di vaccino, una quantità che consentirà alla regione di garantire tutte le seconde dosi. Resta da capire se si riuscirà a recuperare in tempi brevi i 4.000 primi appuntamenti rinviati la scorsa settimana e come organizzare la seconda fase della campagna vaccinale, fortemente condizionata dagli annunciati tagli sulle forniture anche da AstraZeneca, prima ancora di ottenere via libera dall'Agenzia Europea per i Medicinali. I dati dei contagi di oggi nella nostra regione: su 4.561 tamponi molecolari sono stati rilevati 391 positività con una percentuale dell'8,57%. Sono inoltre 1.253 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 114 casi, il 9,1%. I decessi registrati sono 12, ai quali si aggiunge un decesso avvenuto l'8 gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 61, mentre quelli in altri reparti sono 685. Nel dettaglio, per quanto riguarda il settore delle residenze per anziani, sono stati rilevati 60 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse sono in totale 3. I gettoni di presenza del Consiglio Comunale di Vajont per sostenere le terapie intensive di Pordenone. Questo quanto deciso dall'Assemblea del Comune pordenonese. Lo abbiamo ritenuto il modo più diretto e concreto per supportare la salute pubblica in un momento delicatissimo per tutti noi, spiega il consigliere Filippin, perché i mesi scorsi ci hanno dimostrato che nessuno di noi e dei nostri cari è veramente immune da rischi. È una piccola goccia rispetto all'emergenza che stiamo vivendo, ma il mare è fatto di tante gocce. L'idea è nata ad aprile, nel pieno della prima ondata Covid. Durante una seduta di assemblea, il sindaco Lavinia Corona e il consigliere Filippin hanno concordato, annunciando l'intenzione di devolvere i loro gettoni alla lotta contro il virus. A riguardo ha parlato anche il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardi, ha avuto parole di grande stima per Vajont, un'iniziativa lodevole a cui va il mio personale plauso. Ha detto: un grazie di cuore ai cittadini di Vajont che attraverso i loro rappresentanti in Consiglio Comunale hanno dimostrato una forma di solidarietà concreta nei confronti del benessere di tutti. In un periodo di emergenza sono scelte di questo genere a fare la differenza, conclude così Riccardi. In una settimana oltre 150 multati a Udine. È stata una settimana particolarmente impegnativa per il personale della Questura di Udine. La polizia nella settimana dal 15 al 22 gennaio ha identificato in tutto 150 persone che si trovavano all'interno dei locali rimasti aperti in violazione della normativa anti-Covid. E proprio nella serata di ieri un agriturismo di Nimis, già sanzionato il 15 gennaio scorso, è stato trovato nuovamente aperto.
aperto in violazione delle disposizioni anti-Covid. I carabinieri della Compagnia di Civiltà del Friuli e gli agenti della polizia che sono intervenuti hanno appurato che all'interno c'erano una ventina di persone intente a consumare. Per tutti loro è scattata la sanzione di 400 euro. Anche il titolare è stato sanzionato. 9 persone sono rimaste intossicate dal gas monossido di carbonio nel tardo pomeriggio di ieri mentre stavano eseguendo dei lavori di asciugatura dell'acqua in casa utilizzando una macchina che impiega gasolio. È successo in via Case Sparse a Paolaro. A rimanere intossicate 2 famiglie i cui componenti sono stati medicati sul posto dal personale sanitario. Una donna di 65 anni è stata trasportata all'ospedale di Tolmezzo per accertamenti. Non è in pericolo di vita. In occasione del 5° anniversario dalla scomparsa di Giulio Regeni, domani la comunità di Fiumicello Villa Vicentina continua a chiedere verità e giustizia per Giulio. Vista la grave situazione di emergenza sanitaria Covid-19 e il necessario rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale, l'amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare da casa e a colorare di giallo il paese e i propri profili social. Al mattino si terrà l'inaugurazione delle panchine gialle nel parco scolastico intitolato a Giulio Regeni e dalle 17:30 sarà possibile seguire online alcuni interventi provenienti da personalità del mondo della cultura, arte e giornalismo attraverso il sito internet del quotidiano La Repubblica. L'evento streaming sarà trasmesso anche sulla pagina Facebook del Comune. Alla cerimonia dovrebbe intervenire anche il Presidente della Camera Roberto Fico, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Il Comune di Dogna, 153 abitanti, punta sui giovani imprenditori per avviare attività produttive sul territorio. Dogna, 153 abitanti, un paese tra i più piccoli della regione, si sta gradualmente spopolando, ma c'è chi non si dà per vinto, anzi punta sul suo rilancio e su quello dell'intera vallata. Abbiamo cercato di capire quale realtà potesse adattarsi bene nel contesto. Abbiamo studiato altre circostanze italiane e abbiamo capito che forse un negozio polifunzionale, ovvero il concentrare più servizi all'interno di un'unica struttura, potrebbe creare una microeconomia di sussistenza e quindi dare la possibilità anche dei giovani di riattivare una realtà economica all'interno del nostro comune. Per questo abbiamo indetto 2 bandi. Un primo bando riguarderà la formazione del negozio per i generi alimentari soprattutto e assegnando qualche altra funzione imprenditoriale per dare un servizio innanzitutto alle persone del posto. Però non possiamo pensare solamente a loro, bisogna pensare anche alle persone che hanno le seconde case, che magari si spostano da grossi centri. Abbiamo pensato anche alle persone in transito sul territorio, per questo abbiamo affiancato al concetto di negozio anche la gestione dei servizi, come per esempio quello del museo, la ricettività del museo, e abbiamo istituito una foresteria comunale per accogliere queste persone in transito. Verrà dato un contributo in regime de minimis per l'apertura del negozio e quindi per l'acquisto delle attrezzature, frigo piuttosto che degli arredi. Verranno messe a disposizione degli spazi commerciali per istituire l'attività. E per la gestione poi delle strutture del museo e della foresteria verrà dato un contributo annuo. Bloccate le vie di accesso per Sella Nevea e altre 5 frazioni. Le abbondanti precipitazioni nevose e il peso della neve molto umida ha causato la slavina larga un'ottantina di metri a Ravascleto sul versante dello Zoncolan ieri, un territorio che per la sua morfologia si presta a eventi di questo genere. Un centinaio le persone rimaste isolate dalla slavina che si è abbattuta sulla strada regionale 76, strada che ieri sera è stata riaperta ma solo per i mezzi di soccorso. Ed ora andiamo a Palmanova, cantiere aperto per la messa in sicurezza e l'allargamento del ponte di accesso alla città stellata da Porta Udine. Cantiere aperto a Palmanova anche per Porta Udine. Come si procede? Qual è l'obiettivo del progetto? Allora, il progetto è un intervento di 430.000 euro che sta realizzando Strade FVG e allarghiamo il ponte, creiamo una passerella che collega la parte pedonale che viene dalla stazione fin sotto la porta, quindi mettiamo in sicurezza i pedoni e mettiamo in sicurezza il ponte che ha avuto in passato 2 anni fa problemi di crolli. È un ponte vincolato.
Abbiamo messo chiaramente concentrato sotto l'asfalto tutte quelle che sono le reti tecnologiche che prima erano viste, quindi anche esteticamente, no? Dà una brutta impressione di tutto un po' il contesto, visto che poi siamo città UNESCO, dobbiamo conservare e valorizzare tutto quello che ci hanno lasciato gli altri. Per agevolare chiaramente i pedoni abbiamo creato una passerella dove le persone sia in bicicletta che a piedi possono attraversare la strada, quindi entrare a Pramola ugualmente, non passano le auto. Penso che a fine febbraio il cantiere si chiuderà. Contemporaneamente faremo un intervento di somma urgenza su Porta Udine, dove sono alti 450.000 euro perché ci sono problemi di staticità. Quella è una porta di competenza della soprintendenza. Abbiamo verificato questi problemi e quindi interverremo e concentreremo i due interventi insieme in modo da creare minori disagi per i cittadini. E siamo allo sport. Udinese, il calciomercato decisive per il primo acquisto indicato nello spagnolo Llorente. Nel mare già mosso, il dirigente ha sostanzialmente frenato sul trasferimento di Lasagna al Verona, operazione data da tutti già per conclusa. Voci che sarebbero basate sul lavoro degli agenti, solitamente particolarmente attivi, soprattutto quando hanno appena preso in carico un nuovo giocatore, come appunto nel caso di KL15. Cosa che, sempre secondo Radiomercato, sarebbe già avvenuta. Fernando Llorente, che sarebbe stato acquistato a titolo definitivo dal Napoli, dovrebbe essere in città già questa sera, dopo l'impegno della squadra di Gattuso sul campo del Verona alle 15. L'attaccante quindi non dovrebbe far rientro in campagna con il resto della squadra, ma potrebbe già essere in viaggio per Udine, liberando per il tragitto verso Verona proprio Lasagna. Se, come sembra, i dettagli di entrambe le operazioni sono già stati definiti, si tratterebbe quindi solamente di una questione di firme e di ore, per veder premiato il lavoro degli agenti dell'ex Carpi e di chi ha convinto Llorente ad abbracciare la causa friulana. Domani sarà una giornata intensa per il mercato bianconero. Sono infatti attesi aggiornamenti decisivi sia sul fronte Lasagna che, ancor prima, su quello di Llorente, e non sono da trascurare novità in merito anche ad altri giocatori, sia in entrata che in uscita. Siamo in chiusura, l'informazione torna domani mattina con ore 7. Grazie per l'attenzione e buona serata.